Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, le ultimissime di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a fare il punto. Dalle 12.50 di oggi sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste il traffico ferroviario è rallentato tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave per il rinvenimento di un cadavere. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria. Nel tratto interessato il traffico viene instradato su binario unico con rallentamenti fino a 20 minuti. La Regione Friuli Venezia Giulia muoverà i suoi passi per ricomporre le attuali posizioni divergenti tra le parti al fine di scongiurare lo sciopero già proclamato a Pordenone nella giornata del 13 maggio. In questo momento è necessario non sprecare, nella direzione sbagliata, le energie rimaste nel difficile compito di governare la pandemia ancora non conclusa. E questa è la posizione assunta, come riporta in una nota, dal vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi durante un incontro con le rappresentanze sindacali dei medici a Pordenone. Siamo consapevoli delle difficoltà della partita, ma determinati e con la volontà di strappare punti su un campo difficilissimo. Lo ha assicurato Gabriele Cioffi alle telecamere di Udinese TV alla vigilia della trasferta di Firenze. La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente, ha proseguito il tecnico. Faremo 5 gare in 15 giorni, quindi la cosa più importante sarà gestire la fatica mentalmente, mantenere alte le energie nervose per restare in partita e leggere bene il momento. In sintesi, possiamo permetterci un piccolo calo atletico, ma dovremo compensare con il 200% di attenzione. Ricordiamo che domani pomeriggio ci sarà appunto Fiorentina-Udinese, recupero di campionato. Con questo è tutto, grazie per la visione all'ascolto. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net e nelle nostre pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.